È un caposaldo della società, ma anche della nostra Costituzione. Parliamo della famiglia, una istituzione che tuttavia negli ultimi decenni sembra entrata in crisi. A una realtà che vede sempre più coppie di giovani preferire la convivenza alla formazione della famiglia secondo i classici canoni, corrisponde anche una mancanza di serie politiche di interventi verso la famiglia e il suo irrinunciabile ruolo che riveste nella società. Temi e questioni che hanno fatto da sfondo alla prima convention delle famiglie, organizzata dalla Consulta regionale della famiglia salesiana di Sicilia, che si è svolta al Palacongressi di Agrigento. La famiglia salesiana, vale a dire le congregazioni religiose, laiche e cattoliche, fondate da sacerdoti appartenenti all'ordine fondato da San Giovanni Bosco, si è ritrovata per discutere e parlare sulla importanza del ruolo educativo della famiglia. Un ruolo è stato ribadito e rinunciabile che non può essere delegato. A fare gli onori di casa il rappresentante agrigentino della Consulta dei Salesiani Mario Licausi, ovviamente l'arcivescovo di Agrigento Monsignor Francesco Montenegro, che nel suo intervento ha posto l'accento sull'importanza della famiglia, verso la quale ha aggiunto occorre maggiore attenzione. Tante le esperienze e le testimonianze che si sono succedute da parte dei rappresentanti e vari esponenti della famiglia salesiana di tutta la Sicilia. Eppure è intervenuto l'onorevole Michele Cimino, deputato regionale di Grande Sud, in rappresentanza della sezione regionale dei giuristi cattolici, il quale ha ribadito come la famiglia oggi rimanga l'unica cellula sana della società. Anche la nostra Costituzione, ha sottolineato, dedica ampio spazio alla famiglia, riconoscendo la rilevanza giuridica e imponendo al legislatore il compito di interventi a suo favore. Se applicassimo ad ogni aggregazione civile i principi fondamentali della famiglia, sicuramente potremmo avere una società più sana con il congiungimento dell'etica e della politica. Tra gli interventi anche quello di Don Giovanni Mazzali, delegato della Consulta regionale della famiglia salesiana di Sicilia, Don Edoardo Cutuli, del presidente della Federazione Sicula ex allievi Don Bosco Pino Orlando, ha presentato un ex salesiano, il giornalista Salvo La Rosa.